Per la Sicilia c'è all'orizzonte un futuro ancora arancione. Ieri la conferenza Stato-Regioni, oggi la riunione della cabina di regia, in cui sarà presentata la nuova pagella sull'indice RT e sugli altri fattori di tenuta della sanità siciliana, dalla disponibilità dei posti in terapia intensiva al tracciamento dei casi. L'orientamento del ministro Roberto Speranza è adottare una soluzione ponte fino al 3 dicembre, quando l'attuale DPCM scadrà e verrà sostituito da un nuovo decreto ancora in discussione. Il colore della Sicilia, taglia però corto il presidente della regione Nello Musumeci, non è un tema che mi appassiona, tanto più che secondo il governatore i dati sui contagi mutano con estrema facilità. Gli scienziati sostengono che ci possa essere un ritorno virulento del virus nel mese di gennaio, dopo il calo di tensione che inevitabilmente nelle famiglie si registrerà durante il periodo natalizio. Bisogna sempre tenere alta l'attenzione ed essere pronti e non farsi cogliere impreparati. Musumeci poi mette le mani avanti sulle scuole affermando che dipendono dal dato epidemiologico. Non è possibile stabilire una regola fissa per tutto il territorio nazionale, afferma. Noi abbiamo evitato di chiudere le medie, le elementari e le materne, anche per i disagi di carattere sociale che questa misura potrebbe determinare, ma dipende da come si evolverà la crisi epidemica. Se dovesse essere necessario, il comitato tecnico scientifico dovesse suggerirci la necessità di chiudere, lo faremo. Ma ho sempre detto, conclude, che la scuola è l'ultimo spazio che vorrei chiudere.